Eugenio Zaggia, presidente del Consorzio di Bonifica Bacchiglione. Okay. Con i risultati del recente referendum, in cui con un vero e proprio plebiscito si è detto no al nucleare, c'è la necessità di svoltare sulle fonti rinnovabili e in questo i consorzi di bonifica sono già avanti. Ma direi che è stato un impegno che la bonifica si è presa ormai da molti anni. Non a caso l'Italia è il primo paese in Europa come produzione di energia dall'acqua e soprattutto sulle centrali idroelettriche. Direi che c'è stato un impegno fortissimo in questi ultimi anni della bonifica. Non è sufficiente, ci sono nuove tecnologie, probabilmente non solo i grandi salti in montagna o nella pedemontana, anche in pianura si possono pensare a nuove forme di produzione di energia. È la sfida del futuro per mantenere la qualità dell'ambiente nel nostro paese e probabilmente dare una risposta ai cittadini. Un'altra sfida riguarda sicuramente la salinizzazione dei canali. Come si propone il Consorzio di Bonifica Bacchiglione la soluzione di questo problema? Noi abbiamo partecipato anche con altri consorzi a garantire il mantenimento di un livello minimo di acqua all'interno dei fiumi in modo che non ci sia risalita del cuneo salino. Serve mantenere un minimo di irrigazione anche sulle zone costiere che proprio perché piove in maniera sempre più concentrata e l'acqua tende a defluire verso il mare, noi abbiamo la necessità di rafforzare l'irrigazione sulle aree costiere per garantire la non risalita del cuneo salino e quindi anche garantire un'agricoltura di qualità laddove il cuneo salino la metterebbe in difficoltà. A proposito di irrigazione, durante il convegno si è parlato molto di servizio irriguo, di reframe, di sistemi di irrigazione. Com'è la situazione al Bacchiglione? Ma il Bacchiglione forse è il consorzio che ha meno dotazione d'acqua derivate dai fiumi in Veneto, però la domanda nei territori su cui opera il consorzio Bacchiglione è una domanda importante e come diceva poc'anzi nell'intervento all'interno dell'incontro il presidente della Coldiretti Marini, questo è il momento delle scelte e delle priorità. Probabilmente dobbiamo pensare che l'acqua è un bene importante, non infinito, bisogna risparmiare sia sulla quantità, bisogna risparmiare sull'utilizzo dell'irrigazione nella maniera più come dire, efficace possibile, ridurne i costi e l'uso. Sicuramente anche considerare che garantire un'agricoltura di qualità vuol dire garantire sviluppo economico a questo paese dove l'agroalimentare e l'acqua è un elemento fondamentale per produrre qualità, è un elemento che aiuta anche a mantenere un livello di qualità dell'economia del paese e quindi l'acqua è un elemento fondamentale oggi per l'agricoltura di qualità. Secondo il recente sondaggio SVG emerge un dato eclatante, ovvero il 56% dei contribuenti sono soddisfatti di quello che pagano al consorzio di bonifica, mentre il 96% è soddisfatto del servizio. Un buon dato. Sì, direi che il dato è buono, anche se io mi permetterei di dire questo. Probabilmente i consorzi di bonifica si vedono nell'attività che svolgono sul territorio e quindi i consorziati riconoscono il beneficio dell'attività svolta dai consorzi. Credo che è il problema di sempre, pagare nessuno vorrebbe pagare, però se vede che i soldi che vengono dati ai consorzi sono bene utilizzati, probabilmente questa percentuale è una percentuale importante, direi una buona percentuale. Io ne ho un'altra che è altrettanto importante. Il Consorzio Bacchiglione, pur essendo uno dei consorzi probabilmente tra i più urbani in Italia, noi siamo arrivati nel 2009 ad avere il 96% di pagamenti con l'avviso mandato a casa, non la cartella esattoriale. E direi che anche questo è un segnale che supererebbe quel 57, però è un dato direi molto significativo.